generali quasi dal nulla. Non era un nulla economico, ma siccome la città di origine di Garzanti, Livio, morto ora a 93 anni, era Forlì, è una deliziosa realtà della Romagna. Il trasferimento a Milano poi e tutta una serie di impegni e di investimenti di energia vanno valutati in senso molto ma molto positivo. Naturalmente tutto questo induce a una riflessione forse sulla difficoltà di ritrovare al giorno d'oggi persone con tanto coraggio, con tanta voglia di fare a favore della cultura. Poi parleremo però anche oggi di un articolo di Sebastiano Vassalli che è uscito nella pagina Cultura del Corriere martedì scorso sul problema delle scienze alle scuole elementari, che andrebbero, secondo il ministro, insegnate in lingua inglese. C'è una dura risposta, presa di posizione di Sebastiano Vassalli, il noto autore novarese della Chimera, che in buona sostanza difende la lingua italiana anche in campo scientifico. Ma su questo ritorniamo. Garzanti aveva lasciato assieme al padre la città originaria Forlì ed era nato comunque ufficialmente, per quanto fosse un pendolarismo, quello garzantiano, all'alba della sua vita, era nato a Milano il 1° luglio del 21. Si era laureato all'Università di milanese nel 47, pensate, con una tesi sul trascendentalismo Immanuel Kant. Sono pochi gli editori veramente colti, sono stati pochi nel complesso come Livio. Livio poi appunto si sposò giovane, questo fu un vantaggio con Orietta Sala, lombarda, fu un grosso vantaggio perché ben presto, molto giovane, cominciò la sua avventura editoriale. Garzanti è stato appunto, potremmo dire, il terzo incomodo dell'editoria italiana assieme a Rizzoli e Mondadori, ma nel complesso, nell'editoria padana soprattutto è evidente, nel complesso lui è stato colui che ha scoperto Carlo Emilio Gadda, che rimane uno dei più grandi lombardi della storia della letteratura, e Pierpaolo Pasolini, di cui proprio parlavamo 2 settimane fa per la grandezza di alcune intuizioni profetiche sul futuro dell'umanità. Il mondo garzantiano è stato ricco poi di tantissimi altri stimoli, perché nel tempo ci sono stati autori altrettanto importanti che forse non sono paragonabili a Pasolini e a Gadda, ma che si chiamano, scusate se poco, Vittorio Sereni del Lago Maggiore, Pietro Citati, che è ancora oggi vivente, che ha una capacità di critica dal punto di vista letterario davvero eccezionale. Garzanti è andato avanti su una linea di grande eleganza. Tutti i libri Garzanti, compreso naturalmente le enciclopedie, che sono famosissime in tutto il mondo, per anche le versioni, le traduzioni nelle altre lingue, sono tipiche per la capacità, insomma, di raccogliere con eleganza, per certi aspetti con frugalità rispetto magari a dimensioni più spettacolari di altre case editrici, ma per altri appunto con un lusso che non è un lusso mai fine a se stesso, soprattutto per le copertine, per il modo con cui era congegnato proprio tipograficamente tutto quanto. Garzanti è stato sicuramente colui appunto che ha scoperto letteralmente un altro grande poeta e scrittore padano, Paolo Volponi, che per la Garzanti ha scritto un memoriale, e ancora tantissime altre realtà che sarebbe troppo lungo qui discutere, elencare fino in fondo. Pensate che comunque, tenuto conto di una certa crisi di cui si sono accorti tutti all'interno del mondo editoriale, 20 anni fa la UTET ne ha rilevato metà del capitale. Il resto è finito in mano alle messaggerie italiane, anche se il marchio è rimasto proprio di proprietà dei Garzanti stesso. Ma appunto quel tempo straordinario che furono gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80 in Italia, straordinario nel bene, straordinario nel male, ma sicuramente irripetibile dal punto di vista della grandezza degli autori, della capacità di affabulazione di alcuni narratori. Si pensi anche a Parise, che in parte collaborò alla Garzanti, e tantissimi
tantissimi altri padani che appunto trovarono rispetto alla Rizzoli, alla Mondadori e ad altre case editrici come la Rusconi, pur bravissime nel riuscire a produrre roba di qualità, trovarono in realtà un ricetto che era elettivo nella figura stessa di Livio Garzanti, appunto. Quindi sono tutti elementi che devono essere valutati in maniera assolutamente importante. Pensate che fino all'ultimo si occupò ritirandosi a vita privata da 10 anni a questa parte, data anche l'età, si occupa di filosofia pura, in particolare di Platone, che era il suo grande amore. Una simile portento naturalmente ora viene meno in un contesto, in un passaggio d'epoca quanto mai desolante per l'editoria, che sta crollando sul piano librario. Si parla del 40% in meno delle vendite, del fatturato compagnia bella, e questo è triste nel momento in cui noi siamo a celebrare personaggi in realtà di questo genere, che sono internazionali, noti a livello internazionale, perché anche Garzanti ha fatto numerosi viaggi in giro per il mondo per presentare le sue opere, non solo alle varie fiere letterarie che a partire dagli anni 60 si sono avvicendate in Europa e nel mondo, ma anche e soprattutto come relatore egli stesso appunto di ottima qualità, di ottimo livello culturale. Ecco, si è parlato molto, per chiudere il discorso su Garzanti, si è parlato molto di una certa censura garzantiana rispetto a un linguaggio, un turpiloquio che aveva usato Pasolini stesso, insomma tradendo in parte la stessa volontà autocontrollata, è vero, non moralistica ma autocontrollata del Garzanti, uomo ovviamente di altra epoca e levatura morale, ma nel complesso Pasolini, anche attraverso una corrispondenza che ora è a disposizione, egli cercò di far capire ai Garzanti che non solo i tempi erano cambiati, ma quanto alle parolacce ho fatto molto uso di puntini, scrive Pasolini, potrei farne ancora di più se lei lo credesse opportuno. È un Pasolini in qualche modo pudico, che cercava di comunque, certamente voi direte anche per salvare la pelle, insomma, perché ci teneva tanto a uscire bene con Garzanti, lui che era un proletario aristocratico, Pasolini appunto, quindi era disposto in qualche modo a camuffare anche la coprolalia o la coprolalia come qualcuno la chiama. Nel complesso però questo è un episodio che la dice lunga su come in effetti gli editori di una volta fossero in grado anche, insomma, davvero di rendersi conto di quello che la loro casa editrice pubblicava realmente, perché abbiamo l'impressione, ma naturalmente non ci riferiamo ai più grossi, e neanche ai troppo piccoli, ma a certi autori medi, che abbiamo l'impressione che non tutti gli editori, insomma, controllino quello che esce, basta che sia un nome, come dicono a Napoli, fatto da nome fotin. Ecco, questa è un po' la mentalità che gira oggi, e questi personaggi che ora vengono a poco a mancare della levatura di Garzanti in qualche modo difendevano ancora nel loro alito di vita quella che era un modo alto, onorevole, nobile appunto di difendere la cultura ma anche la lingua. Ecco, a proposito di lingua, qui veniamo al punto, perché quell'articoletto non sarà sfuggito appunto a chi si interessa di come la cultura italiana stia evolvendo, quell'articoletto di Vassalli in relazione all'intervista della giornalista Gianna Fregonara al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, uscita proprio sempre sul Corriere il 30 gennaio. Il ministro, reduce, come tutti sanno, come voi sapete perfettamente, del volo, non mi riferisco al gruppo che sta vincendo a Sanremo, ma al volo politico da Scelta Civica Partito Democratico, ottimo esempio evidentemente di trasformismo classico. Ebbene, spiega che, in buona sostanza, il ministro spiega in questa intervista, all'elementare si studierà una materia in inglese, per esempio scienze. Commenta subito lo scrittore novarese Vassalli appunto la lingua, quindi cara ministra, la lingua di Galilei, di Volta, di Marconi, di Fermi, e guarda caso tutti padani o toscopadani, può essere vantaggiosamente sostituita già nelle elementari. Che fosse del tutto inadeguata alle sottigliezze fisiche e metafisiche delle moderne tecnologie ce lo avevano già spiegato, continua Vassalli, il rettore, il professore del Policlinico.
Come italiani sapevamo di avere delle difficoltà con le lingue più parlate nel mondo, ma credevamo che la colpa fosse di un sistema scolastico antiquato, forse, è un po' troppo antichizzato. Pensavamo anche, continua Vassalli, che la nostra cultura e la lingua che ne è la struttura portante fossero una buona base per migliorarlo. Ci consolavamo pensando che nonostante tutto abbiamo avuto e abbiamo grandi architetti, grandi ingegneri, importanti scienziati, ma ci illudevamo. Se l'errore, come ormai ci viene suggerito da tante parti, è proprio nella lingua, più adatta alle poesie che alle scienze, a che servono le mezze misure? Non ci metteremo al passo col mondo, autodegradandoci a paese ex coloniale. Abbiamo cambiato la moneta, possiamo cambiare la lingua. Dopo i nativi digitali avremo i nativi anglofoni. Come diceva Mao Zedong, il cammino è tortuoso, ma l'avvenire è radioso. Molto acido, molto biforcuto come espressione quella appunto dell'autore della Chimera nei confronti di un tipo di impostazione, quella scelta dal governo attuale, che tende a mimare sempre di più l'anglofonia imperante nel mondo, sottraendo ai nostri ragazzi la possibilità di capire un fatto fondamentale: una lingua, qualsiasi lingua, quindi anche la lingua locale, il cosiddetto dialetto ovviamente, ma a maggior ragione la lingua nazionale, è in grado di esprimere qualsiasi tipo di approccio mentale, da quello scientifico a quello artistico, da quello creativo a quello strettamente affabulatorio e narrativo. La potenza della lingua, delle migliaia di lingue che ci sono nel mondo è proprio questa, è quella di riuscire ad approcciare, ad abbordare qualsiasi genere di argomento, perché tutto questa, la scelta appunto che si sta imponendo riguardo appunto alla prassi scolastica di imparare per esempio le scienze direttamente si dice, vedete proprio la perfidia della battuta, direttamente in lingua inglese, ecco, parte da un'idea, ecco, che la lingua italiana non è adeguata appunto a degli aspetti scientifici della realtà. Ecco, paradossalmente la lingua italiana sta facendo la fine appunto delle lingue locali, che vengono trattate ingiustamente soltanto come poetiche, fantastiche, teatrali, narrative, ma che secondo il solito becero pensiero unico non sono in grado appunto di approcciare quello che poi sotterraneamente si pensa si ritenga essere la vera finalità della vita umana, cioè quella di conoscere scientificamente, si dice appunto, la verità attraverso delle lingue che siano adatte per farlo. Quella che si ritiene più adatta in questo momento è la lingua inglese, non ci sono dubbi. La lingua inglese è la lingua della tecnologia, è la lingua della scienza, quindi addirittura degli autori non solo ovviamente del mondo anglosassone, di altri mondi e di altri contesti culturali e linguistici, ma anche addirittura autori italiani come lo stesso Galileo sarebbero da conoscere in lingua inglese. Questo è anch'io trovo, personalmente sono d'accordo con Vassalli, che altre volte invece non avevo apprezzato nella sua rubrica che tiene sul Corriere della Sera, spesso anche acida nei confronti del federalismo eccetera, ma questa volta sono completamente d'accordo con lo scrittore, perché è vero che la lingua italiana sta facendo una brutta fine sotto tutti i punti di vista. È altrettanto vero un fatto, secondo me, che ritengo fondante della mia filosofia, nel senso del mio modo di vedere il mondo, ma anche della filosofia del leghismo e del federalismo, il fatto comunque che ci sia la possibilità di comprendere meglio la realtà attraverso un discorso dialettico. Non credo nella matematizzazione della lingua, non credo che esista un solo significato per le cose, contesto la fondatezza sia del linguaggio scientifico puro, ritenuto puro in quanto tale, sia del linguaggio tecnologico e sia anche del linguaggio giurisprudenziale, che hanno in sé l'arroganza di pensare che una parola in ogni lingua, dico stiamo parlando della lingua italiana naturalmente perché è la nostra lingua, ma in ogni lingua sarebbe così, che una parola sia in grado di dare un unico significato. Non è così, perché la mente umana è complessa e variegata, la verità assoluta non esiste,
pensare che possa esistere la verità significa già preparare una forma di dittatura, e forse questo governo, anche dal punto di vista dell'impostazione che vi abbiamo appena descritto in senso scolastico, lo sta preparando. Certo, voi direte, ma perché forse il governo Berlusconi, specialmente nella prima fase, non ipotizzava il discorso delle famose 3I, appunto, inglesi, informatica, ecco, tutte realtà che facevano parte di una visione da business, ecco, francamente da business molto affaristica, yuppie del mondo anche stesso scolastico. Beh, certamente non eravamo d'accordo da questo punto di vista, non eravamo d'accordo non perché vogliamo difendere una visione passatista della realtà, siamo stati i primi ad applaudire. Pensate un po', il ministro Berlinguer, in mezzo a tante ciofecherie, scusate la parola ausonica, del mondo scolastico, ma siamo stati da quelli che l'hanno difeso perché ha voluto abolire il liceo classico, perché dal nostro punto di vista, appunto, pensare che possa esistere un liceo classico, quale tuttora esiste, appunto, dove si insegna qualche cosa di qualitativamente più alto rispetto al resto del mondo scolastico, è assolutamente sbagliato. Noi siamo vicini a una visione di un popolo, di un pueblo, di una realtà che ha una sua dimensione di omogeneità, nella misura in cui, ecco perché vi parlavo di filosofia del leghismo, appartiene a un'identità che è la nostra identità padana, la nostra identità italiana, e tutto questo naturalmente fa capire quanto chi sia a destra che a sinistra finora ha voluto, insomma, dettare legge anche sul piano della cultura e della scuola, abbia portato avanti una visione che va invece ridimensionata, assolutamente ridimensionata. Ora la sinistra radical chic, quella che ammicca alla borghesia internazionale, è in grado evidentemente di preparare una scuola dove vige soltanto l'inglese, che diventerà probabilmente la lingua più parlata, abbiamo l'impressione e la paura, nei prossimi 30, 40, 50 anni, e naturalmente appunto la stessa scienza. Ma siccome io Galileo lo insegno a scuola e so perfettamente che noi, attenzione, questo è il punto, non possiamo spiegare quello che veramente intende della realtà, sia a livello di sperimentalismo, sia a livello di leggi reali, fisiche, astrofisiche, astronomiche, di scoperte astronomiche, di quanto dice Galileo, se non interpretando la sua lingua italiana. La traduzione in lingua inglese o in qualsiasi altra lingua tradirebbe il senso ultimo del messaggio di Galileo. Uno può essere d'accordo o no con le idee di Galileo, c'è stato perfino un papa, Wojtyla, che una ventina di anni fa ha cominciato a picchiarsi il petto per chiedere mea culpa sul processo che la Chiesa fece nei confronti di Galileo. Io da questo punto di vista non voglio esprimermi, io so che Galileo è stato un grandissimo letterato e so, questa è la mia posizione, me ne assumo la responsabilità, che non esiste grande scienza se non è anche grande letteratura, perché la sostanza e anche la forma e il messaggio, se è alto e qualificato, non può passare se non attraverso una conoscenza perfetta della lingua italiana, come di tutte le altre lingue se uno si trova in un contesto nazionale, ma anche evidentemente delle lingue locali, nella misura in cui, ed è stato dimostrato traducendo in lombardo, qualcuno lo ha fatto, la psicanalisi, l'interpretazione dei sogni di Freud, che questo è possibile anche nelle lingue locali. La capacità della mente umana è quella appunto di adeguarsi dialetticamente a qualsiasi spunto, a qualsiasi realtà, e sicuramente, scusate la frecciatina polemica, non abbiamo bisogno dei Piero e degli Alberto Angela per farci spiegare, ecco, in una lingua comunque povera come quella televisiva, quello che aveva detto Galileo o quello che hanno detto anche un grande padano come Volta. Non ci sono dubbi che ci sia una dimensione di ordine più tecnico all'interno di alcune scoperte grosse come quella dell'elettricità o quant'altro. Padanissimo fu il braccio di ferro fra Galvani e Bolognese, Volta Lombardo, sulla questione dell'elettricità. Però attenzione,
perché l'uso di un uso appropriato di una certa lingua permette in realtà di far capire meglio appunto quale sia stata la scoperta e quali sono poi le conseguenze reali di questa scoperta. Quindi Vassalli ha ragione, e nell'ultima sua battuta, che ironizza proprio su una visione pancomunista del mondo, no? Perché citando Mao Zedong, il cammino è tortuoso ma l'avvenire è radioso, in qualche modo si fa capire che in questa mentalità governativa, come al solito a me non interessano le leggi precise che vengono fuori, non interessano le pure decisioni politiche, a me interessa il retroterra culturale, il modo di vedere il mondo che sta dietro un certo apparatchik governativo. Ebbene, ecco, questo apparatchik governativo non ha mai e non potrà mai abbandonare questa perfidia metafisica che è preordinata al pensiero comunista, appunto, e che appunto Vassalli con la sua ottima conoscenza ha sintetizzato con il cammino è tortuoso ma l'avvenire è radioso, che è un po' anche secondo me la filosofia spicciola tradotta ovviamente in fiorentino del leader del governo stesso. Quindi sono tutti sintomi questi, questo riguarda la scuola e la conoscenza, ma ce ne sono tantissimi altri campi, arte, cultura, che quello che sta approntando, il mondo che ci sta approntando questa nouvelle vague della politica italiana, che ha preso il potere in maniera piuttosto forte, direi, e preoccupante negli ultimissimi tempi, in particolare dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, è pronta a confezionarci, ecco, un ti rodisco il pupo in versione terzo millennio che sarà devastante se noi, sottolineo se, come ha fatto anche NEC a Sanremo, bene, se noi siamo in grado di se noi non siamo in grado, scusate, di contrapporre un modo di vedere il mondo, che ora appare chiaro certamente grazie alla nostra leadership politica, ma che va un attimino analizzato meglio, approfondito, svelato in tutti i suoi punti attraverso appunto chi ha la possibilità di farlo per riuscire a far capire a tutti appunto qual è il nostro modo di vedere e di fare. Controobiezione: ma voi non eravate quelli, scusate, che dicevate che l'italiano deve lasciare il posto alla lingua locale? No, nessuno ha mai detto questo. Certamente è possibile il bilinguismo e il trilinguismo nella misura in cui tutte le lingue vengono, tutte no, ma certamente un certo numero di lingue possono essere apprese parallelamente l'una rispetto all'altro nel rispetto della rispettiva potenzialità. Ma se c'è certamente un movimento che è in grado, attenzione, di difendere l'italiano nella misura stessa in cui difende tutti gli italiani possibili, declinabili dalle Alpi alla Sicilia, questo è proprio il nostro. Non certamente movimenti, partiti, visioni culturali, politiche, prepolitiche, metapolitiche che stanno dall'altra parte della barricata e che sicuramente magari la mattina parlano bene di Dante Alighieri o fanno recitare la Divina Commedia da Benigni alla maniera in cui lui lo fa, nel bene e nel male, ma di questo abbiamo già parlato, e la sera invece affossano definitivamente la lingua italiana con delle misure che a poco la trasformano in lingua decisamente minore, definitivamente minore rispetto alle grandi lingue. Quindi questa è la coscienza che noi abbiamo della situazione, e sarà dopo riuscire a portare avanti questa linea in maniera adeguata, facendola comprendere nella maniera migliore, in modo che non ci siano fraintendimenti, illusioni, altri modi di capire o non capire che lasciano spazio appunto all'ambiguità. L'ambiguità di pensiero appunto è quella che noi combattiamo, perché con l'imposizione della lingua inglese per la scienza vincerebbe l'ambiguità del pensiero, perché tutto sarebbe poi riconducibile appunto alla mentalità anglosassone, che è una mentalità che non rispetterebbe esattamente la mentalità padana, ausonico italiana che è la nostra e che va portata avanti anche in campo scientifico. Del resto fiori di filosofi della scienza, in parte lo stesso Giorello che tutti conoscono che insegna la statale, sono in grado di dimostrare appunto che non esiste
esiste uno iato, cioè una frattura fra la dimensione linguistica e la dimensione scientifica. Soltanto chi, mi permetto di dire questo, parte da una precognizione filoscientifica, filotecnologica fine a se stessa, che evidentemente non coglie, non capisce l'importanza della forma linguistica, può arrivare a decretare la fine del valore scientifico della lingua italiana, come in realtà di qualsiasi tipo di lingua. È il gatto che si morde la coda, ma da questo punto di vista c'è al fondo della filosofia del federalismo e del leghismo proprio una strenua difesa dei valori delle diversità, ma la diversità non c'è solo dal punto di vista etnoculturale o politico o demografico e demologico, è una diversità anche di tipo cognitivo, conoscitivo, epistemologico, che passa attraverso la difesa appunto del valore conoscitivo delle rispettive lingue, di tutte le realtà linguistiche possibili e immaginabili. Ecco, quindi mi sembra di essermi spiegato da questo punto di vista, e anche se forse Sebastiano Vassalli non voleva arrivare fino a questo punto del discorso e cercava di tagliare corto sulla base appunto di una difesa che c'è comunque anche all'interno del Corriere della Sera. Pensiamo ad Ernesto Galli della Loggia, pensiamo ad altri personaggi che tendono, lo stesso Cazzullo, che tendono a difendere l'italianità sotto varie forme, ma non si difende l'italianità, attenzione, se poi alla fine si cede su questi punti, si cede sulla scuola che prepara i nostri ragazzi a un avvenire che non sarebbe più il nostro avvenire, nella stessa misura in cui un euro ha tolto a noi la possibilità di decidere come e quando vivere alla meglio e spendere nella maniera giusta per arrivare a quei traguardi e quegli obiettivi che fanno parte della nostra identità, della nostra comunità, che solo noi conosciamo e vogliamo. Quanto manca, caro regista? Andrea, siamo purtroppo arrivati al termine. Siamo arrivati al termine, vi ricordo ancora un numero di telefonino per iscriversi alla gita che faremo a Novara il 14 marzo, che è 335 5457 856, 335 5457 856, bellissima opportunità di visitare l'identità novarese. Un grande abbraccio padano a tutti, noi ci risentiamo lunedì alle 14:30 con Cultura Padana. Venezia risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile. Dagli spoiler ai paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo.